Dici. Il Veneto ha la sua nuova legge elettorale, il testo licenziato da Palazzo Ferrofini non senza l'ascolto del Movimento 5 Stelle, un win for life per garantirsi poltrone, stipendi e potere. Sfilata dei lavoratori di CGIL, CISL e UIL a Venezia, la vicenda delle acciaierie venete aumenta la preoccupazione, i dati parlano di un bollettino di guerra. Nelle monete celebrative della Lega anni 90 la premonizione del governo con i 5 Stelle, il consigliere regionale Conte speriamo sia di buon auspicio. Le nuove assunzioni di polizia locale porteranno ad un maggiore controllo del territorio, ma dal governo devono arrivare norme più severe e l'assessore alla sicurezza risponde agli appelli dei cittadini. Dopo l'episodio della nave in avaria alla Giudecca, il tema della via alternativa per le crociere è tornato in cima al dibattito, il sindaco invita ad evitare strumentalizzazioni. Per la prima volta nella nostra regione l'Ustre 4 Veneto Orientale utilizzerà in alcuni reparti fischietti in dotazione al personale ospedaliero per far fronte agli episodi di violenza in continuo aumento nei nosocomi. La riqualificazione urbana attraverso progetti di arte e cultura ma anche di volontariato, il Comune ha istituito un bando aperto agli under 35. I titoli dell'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano la politica perché il Veneto ha la sua nuova legge elettorale. Il testo licenziato dall'aula di Palazzo Ferrofini pochi minuti prima delle 17, non senza però l'affondo del Movimento 5 Stelle che dice un win for life per garantirsi poltrone, stipendi e potere. Con 31 voti favorevoli, 13 contrari e un astenuto, il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge elettorale del Veneto. Le modifiche introdotte sono innanzitutto di carattere tecnico-giuridico, le consultazioni elettorali dovranno svolgersi in un unico giorno, la domenica anziché in 2 giornate. La parte più rilevante della proposta di modifica riguarda la previsione che alla coalizione regionale collegata al candidato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta un premio di maggioranza del 60% al raggiungimento della soglia del 40%. Un ulteriore adeguamento riguarda l'introduzione della cosiddetta doppia preferenza di genere, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima. È una legge che si adegua a quello che accade già nelle altre regioni, dove chi vince con la legge del sindaco è il 60% del consiglio. Il sindaco ce l'ha in consiglio comunale, è giusto che i presidenti della regione ce l'abbiano in consiglio regionale. Fra le modifiche introdotte la revisione della disciplina delle incompatibilità con la rimozione dell'incompatibilità della carica di consigliere comunale con quella di consigliere regionale, mentre viene prevista a partire dalla prossima legislatura l'incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale e tra quella di assessore regionale esterno e quella di consigliere regionale. Ma sulla partita dei mandati il Consiglio ho scelto in piena autonomia, voi sapete come la penso io sul blocco dei mandati. Mi spiace che qualcuno vada a dire in giro che il Presidente governerà a vita, visto e considerato che non è vero, perché il Presidente ha blocco di 2 mandati a valere del 2015, così accade anche per gli assessori. Viene introdotto tra l'altro un correttivo alla disciplina in materia di presentazione di liste per evitare condizioni di strumentale proliferazione di gruppi consigliari. Taglio anche del 50% al tetto di spesa per la campagna elettorale. Critiche pesanti dal Movimento 5 Stelle, ora alleato del governo nazionale, secondo cui la nuova legge elettorale regionale è un win for life che la Lega ha creato a sua immagine e somiglianza per potersi garantire poltrone, stipendi e potere senza limiti. In primo piano anche il tema della sicurezza sul lavoro. Dopo lo sciopero di venerdì scorso e l'apertura del tavolo istituzionale a Palazzo Balbi, oggi delegati sindacali e rappresentanti della sicurezza delle aziende metalmeccaniche del Veneto hanno manifestato davanti alla sede del Consiglio regionale a Venezia. Non possiamo fermarci perché quotidianamente purtroppo accadono incidenti sul lavoro spesso anche mortali.
Sotto una pioggia battente in 500 fra delegati sindacali FIM, FIOM, WILM e rappresentanti della sicurezza delle aziende venete, Nutrita, la pattuglia di Electrolux, Fincantieri, Acciaierie Venete, hanno sfilato per le cali di Venezia, direzione Palazzo Ferrofini. Lì, nella sede del Consiglio regionale del Veneto, il presidio si è protratto per tutta la durata dell'incontro con gli assessori al lavoro Elena Donazzanna e alla salute Luca Coletto, perché adesso servono risposte concrete. Come metalmeccanici abbiamo proprio chiesto da tempo anche noi di discutere di ciò che succede nella nostra categoria, dell'infinita sequenza di incidenti che sta funestando il settore dei metalmeccanici. Le richieste al tavolo regionale, maggiore impegno delle istituzioni e un piano straordinario per rafforzare gli organismi di controllo e di vigilanza. Alle aziende a riattivare gli investimenti perché la sicurezza nei luoghi di lavoro non può essere considerata un costo. Il tema è in assoluta emergenza della salute e sicurezza, dobbiamo intervenire per avere più prevenzione nelle fabbriche e più formazione qualificata per i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori, gli RLS. Dopo gli stati generali attivati dal Presidente Zaia, oggi focus sui settori della metalmeccanica, della siderurgia e della cantieristica per realizzare un piano straordinario per la sicurezza nei luoghi di lavoro. I tempi? Entro lunedì prossimo il Presidente Zaia ha chiesto a tutte le parti presenti ieri di far pervenire proposte operative e emendative del documento di base che è quello del sindacato. Con questo tavolo di oggi, quindi con il gruppo dei metalmeccanici, noi abbiamo deciso di aprire un tavolo molto operativo e molto tecnico perché vogliamo andare a mirare anche l'obiettivo. Al Ministro del Lavoro Poletti la Regione ha già presentato una proposta che prevede proprio la riorganizzazione in termini numerici degli SPISAL. Di assumere del personale in più, quindi andare a implementare di conseguenza quelli che sono i controlli a garanzia dei lavoratori attraverso l'impiego delle sanzioni che vengono erogate alle aziende. Quindi direi che la proposta potrebbe essere interessante, è stata accettata di buon grado dal Ministro Poletti. Per i sindacati un incontro significativo, tassello della grande mobilitazione che sabato prossimo culminerà con la manifestazione unitaria regionale a Padova. Questo è solo il primo passo perché spesso e volentieri non diamo continuità a queste cose, facciamo queste iniziative tra virgolette estemporanee laddove succede l'infortunio e dopo si spengono, a nostro modo di vedere, i riflettori da parte un po' di tutti. Serve un impegno costante sulla sicurezza, serve cambiare la cultura della sicurezza. E mentre cresce l'attesa per il varo del nuovo governo firmato Lega Movimento 5 Stelle a Venezia, il leghista Maurizio Conte recupera facsimili di banconote stampate nell'era Bossi che svelano curiosità e premonizioni. Nel prossimo servizio gli auspici ma anche le perplessità sul nuovo esecutivo, dichiarazioni raccolte tra i consiglieri regionali. Sto guardando quello che era un cimelio del passato di una Lega che aveva nel cuore una divisione anche territoriale, sappiamo cosa vuol dire Padania e quindi tentavano di dare anche un segnale stampando delle banconote ideali, quelle che potevano essere anche le ispirazioni della Lega dell'epoca. Però, guarda caso, si chiamavano 5 leghe, quindi forse era una premonizione di quello che doveva essere il futuro, di un appunto gemellaggio tra i 5 Stelle e la Lega. Maurizio Conte arriva a Palazzo Ferrofini di prima mattina coi cimeli del carroccio del senatore Bossi, banconote a segni delle 5 leghe. Si fa per stemperare un po' il clima teso di queste ore, dice il consigliere della Lega che attende il varo del nuovo governo. Ed è sincero quando dice che il Paese ha bisogno di recuperare credibilità a livello europeo, soprattutto in campo economico. Sulle riforme punta il capogruppo dei pentastellati in regione, Jacopo Berti. Sicuramente delle manovre importanti per le aziende, riduzione delle tasse, abbiamo visto la lotta forte contro la legge Fornero, ovviamente l'autonomia che è un tema per noi importantissimo, ma dopodiché il Veneto deve tornare protagonista. Io ovviamente all'interno del 5 Stelle sto facendo la mia parte per portare avanti i temi che sono fondamentali per il nostro territorio. Preoccupati i consiglieri di quella sinistra che a Montecitorio siederà all'opposizione. Stiamo a vedere, ancora non c'è, quindi è inutile esprimere giudizi. Esprimo solo una preoccupazione per un dato politico, quello contenuto nel cosiddetto contratto, far calare le tasse nei confronti della parte più ricca del Paese significa inevitabilmente mettere le mani in tasca alla parte più povera e più debole del Paese. Non mi pare un buon inizio.
E proprio il Movimento 5 Stelle oggi, forse volendo subito marcare la distanza dalla Lega in regione nonostante gli accordi romani, ha scatenato il caos in aula a Palazzo Ferrofini, quando il capogruppo Jacopo Berti, lamentando la prolungata assenza a suo dire del governatore Zaia, ha estratto una foto di Luca Zaia con il marchio di Chi l'ha visto. Eccola qui la foto. Il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti ha immediatamente sospeso la seduta. È un obiettivo a cui puntiamo, ma non è di semplice attuazione. A dirlo l'assessore comunale alla sicurezza in merito al presidio permanente che molti mestrini stanchi di spaccio e degrado chiedono in certe zone. Alla luce delle recenti denunce di molti cittadini con altrettanti appelli in tema di sicurezza, spaccio e degrado, immediata la replica dell'assessore D'Este. Quello che possiamo dire a questi cittadini è che noi ci siamo e continueremo a lavorare e cercheremo di potenziare anche i servizi che già sono operativi. E contiamo anche di farlo in virtù di quelle che sono le nuove assunzioni che sono previste proprio come agenti di polizia locale per potenziare quei servizi di carattere operativo che sul territorio garantiscono maggior vigilanza e sicurezza. Detto questo va anche sottolineato il fatto che anche le altre forze di polizia come la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza stanno cercando di fare il loro meglio, ma le difficoltà che si riscontrano sul campo sono quelle oggettive, ovvero dettate da un impianto normativo che non consente la capacità di incidere e di garantire alla giustizia e quindi una giusta pena a chi delinque sul nostro territorio. Da una parte l'amministrazione sostiene di lavorare a pieno ritmo per mettere in campo più azioni possibili per dare protezione ai cittadini ormai esasperati e impauriti, anche pensando al presidio permanente che molti hanno chiesto. È un tema difficile perché garantire un servizio H24 in diversi punti della città non è cosa facile perché richiede un impegno significativo in termini di numeri di personale e quando questo tema è stato affrontato non eravamo assolutamente in grado di poterlo rendere operativo. Diciamo che è un obiettivo che ci siamo posti proprio perché, così come richiamato anche al programma del sindaco, è un obiettivo a cui puntiamo, però bisogna essere onesti nel dire che a oggi la questione è particolarmente difficile. Detto ciò, non ci togliamo dalle responsabilità di esserci e di esserci il più possibile e di garantire la sicurezza e l'incolumità a tutti. C'è poi la questione delle norme, una tematica che deve arrivare al nuovo governo. Speriamo che gli arrivi ben forte e siamo fiduciosi di questo nuovo governo perché, così come sempre ricorda anche il sindaco, noi siamo particolarmente filogovernativi indipendentemente da chi e quindi puntiamo certamente sulla fermezza e la determinazione di voler porre in essere una serie di nuove norme che consentano finalmente di poter agire nel rispetto di quelle che sono le regole e chiaramente quelle che sono le leggi costituzionali. La scorsa settimana, lo ricorderete, l'episodio della nave da crociera in avaria al canale della Giudecca. Ebbene, episodio che ha riportato al centro la discussione su una via alternativa per le crociere, ma il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro invita ad evitare strumentalizzazioni. Sul fatto che le navi non devono più passare dalla Giudecca, commento che hanno ragione quelli che dicono che non devono più passare dalla Giudecca, quelle grandi. Lo diciamo, io lo dico da 8 anni. Io, a differenza di altri che invece vanno con le bandiere di giorno, manifestazioni per farci le fotografie, ho anche proposto una via per cui passare. Il solo modo per togliere rapidamente le grandi navi dal canale della Giudecca è seguire il percorso indicato dal Comitatone lo scorso novembre. Ne è convinto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che avverte qualunque altra soluzione avrebbe tempi insostenibili. Quella via è la via del canale di Petroli e poi del Vittorio Emanuele. Da sindaco ho collaborato con tutti, col governo, con le istituzioni, tutti. Siamo arrivati al Comitatone, l'abbiamo messa sul Comitatone, è stata scritta e verbalizzata. Facessero i progetti, io faccio il sindaco, ci sono le autorità marittime, le autorità portuali, il governo. La recente avaria della Marella Discovery, ricorda il sindaco, è stata gestita in totale sicurezza. Questo dimostra che il sistema funziona e che non c'è nessun pericolo. Chi vuole strumentalizzare singoli episodi, insomma, francamente può fare notizia, farà notizia, ma non c'è nulla di strano, cioè ci sta che le cose
che si fanno abbiano anche dei guasti, insomma nel caso della nave non c'è stato nessun pericolo. La cosa più interessante sarà se invece di fare proteste, insomma, chi è depositario proponga le soluzioni ai progetti adesso. La strada è segnata, l'abbiamo detta, c'è la possibilità di risolvere. Ha perso il controllo del pushback uno dei mezzi appartenenti alla compagnia di handler che lavora all'aeroporto Marco Polo di Tessera e si è schiantato contro il tunnel che porta i passeggeri a bordo dell'aereo. Il parabrezza è andato in frantumi e a farne le spese è stato il conducente portato in pronto soccorso. L'uomo ha riportato alcune contusioni. Nel bilancio dei feriti anche un passeggero che al momento dell'impatto si trovava all'interno del tunnel in attesa di essere imbarcato. Il viaggiatore sarebbe scivolato e caduto a terra per l'urto, ma poi è salito a bordo ed è partito con gli altri passeggeri. Sulla dinamica dell'incidente ENAC e Polaria hanno aperto un'inchiesta interna. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con le notizie da Venezia e provincia. È stato licenziato il sindacalista che aveva sollevato i problemi dell'hub di Conetta. La CISL annuncia l'intenzione di ricorrere in tribunale. Delle ispezioni, per esempio a Conetta o altre basi, spostano altri operatori di altre basi per venire lì. Cosa serve questo? A fare bella figura? Secondo me sì, secondo me sì. Poi appena finisce l'ispezione? Ritornano alla loro base. Era il 9 febbraio quando Aliou Camara, 49enne italo-senegalese, da anni in Italia, coordinatore dei mediatori linguistico-culturali alla base di Conetta e delegato CISL, esprimeva le sue perplessità sul sistema accoglienza profughi. 2 giorni prima la funzione pubblica della CISL aveva inviato una lettera denuncia al prefetto di Padova, sottolineando problematiche riscontrate a Conetta, vicende per le quali il sindacato chiamava in causa anche l'hub di Bagnoli di Sopra. Aliou Camara non lavora più per Edeco ed è un licenziamento che lascia perplesso il suo sindacato. Che una persona come lui, che ha sempre lavorato dalla Prandina a Conetta, ha sempre dimostrato correttezza. Il sindacato deve dire solo che grazie a colui che ha scoperchiato un sistema che aveva molte e che ha ancora molte criticità. Siamo convinti che questo tipo di accoglienza non sia in linea con i principi del nostro paese, aggiunge Franco Maisto, che annuncia le prossime mosse della CISL. È stato scritto che non serviva più come lavoratore e potenzialmente attraverso un trasferimento poteva andare a finire in un centro minore. Secondo noi invece non c'è né giusta causa né giustificato motivo, tanto è vero che questa mattina abbiamo presentato una opposizione all'azienda per quanto riguarda questo licenziamento, e se nei prossimi giorni non verrà reintegrato il lavoratore, dove appunto a Conetta svolgeva le proprie mansioni, noi adiremo le vie giudiziarie, quindi presenteremo formale istanza al Tribunale di Padova. Cambiamo argomento. Per la prima volta in Veneto un'azienda sanitaria, l'USL 4 Veneto Orientale nello specifico, utilizzerà in alcuni reparti i fischietti, li darà in dotazione al personale ospedaliero per far fronte agli episodi di violenza sempre più in aumento all'interno dei nosocomi. È la prima azienda sanitaria veneta a sperimentarlo per far fronte agli episodi di violenza fisica e verbale che vede come vittime medici, infermieri, operatori degli ospedali. L'US 4 ha deciso di correre ripari e così insieme ai corsi di formazione doterà il personale ospedaliero di 200 fischietti che avranno un duplice scopo. Non solo di fermare, diciamo così, l'aggressione, di intimorire la persona che ti sta aggredendo verbalmente o fisicamente, ma anche quello di attrarre l'attenzione degli altri operatori. Nel 2016 sono stati 23 i casi di violenza denunciati, raddoppiati l'anno successivo, aggressioni verbali, spinte, schiaffi e pugni. Da un progressivo non riconoscimento del valore delle risorse sanitarie come elemento di forza sociale, di ricchezza sociale. La gente purtroppo scarica anche negli operatori sociosanitari fenomeni di stress che poi purtroppo a volte si traducono anche nella violenza. Per il momento l'utilizzo dei fischietti partirà in via sperimentale per 6 mesi nei reparti in cui sono stati segnalati più frequentemente episodi di aggressioni a medici ed infermieri. Le unità operative a maggior rischio sono l'unità operativa di psichiatria, il centro di salute mentale, il SERD, poi il consultorio familiare e tutte le unità operative dell'emergenza. Una volta terminato il periodo di sperimentazione verranno raccolte le opinioni degli operatori con l'obiettivo di estendere l'utilizzo dei fischietti a tutta l'US 4, ma
questo strumento deve andare di pari passo con un lavoro di sensibilizzazione e collaborazione. In questo momento di fragilità di tutte le persone, per assicurare che ci si lavori in collaborazione reciproca, una collaborazione tra paziente, familiari, altre persone care, operatori e anche l'istituzione. La riqualificazione urbana attraverso progetti di arte e cultura, ma anche di volontariato. Il Comune ha istituito un bando aperto agli under 35. 30.000 euro destinati a 10 progetti. Dopo il successo dello scorso anno e con 5.000 euro in più a disposizione, torna il bando comunale riservato agli under 35. Diamo un incentivo, diamo un aiuto a dei gruppi giovanili e associazioni riconosciute sotto i 35 anni, in cui la media dell'età è sotto i 35 anni, per sviluppare delle attività in città, che possono essere per 5 progetti di animazione culturale, quindi attività, musica, street art, riappropriazione degli spazi, offerta con intrattenimento in alcune zone degradate della città. Dall'altra parte invece offriamo altri 5 progetti per giovani che si occupano di volontariato, di recupero di pezzi di città, di partecipazione giovanile, e quindi ci devono presentare dei progetti che tengano insieme l'innovazione, che tengano insieme la possibilità di fare attività nel territorio visibile all'aperto, che attragga più possibile la gente che si abita intorno e che dia un segnale importante alla città con ricaduta positiva. Il Comune mette appunto 3.000 euro a progetto e dall'altra parte chiediamo un impegno di attrarre altri finanziamenti attraverso sponsor e capacità propria per far massa critica. Le idee arriveranno dunque dai cittadini, dai giovani, da chi vive e conosce il territorio, e servirà anche per mettersi alla prova. Abbiamo pensato di valorizzare soprattutto quei progetti che andranno a realizzarsi secondo uno spirito del decentramento, no? Quindi non concentrate nel centro della città, ma il più possibile sparse, come secondo quella che poi è l'indicazione più costante che dà il sindaco in questo ambito. Giovani dunque, fatevi avanti, possibilmente con queste caratteristiche. L'innovazione è la parte più importante. Oltre a questo devono anche dimostrare di essere capaci di intendere la cultura anche in senso imprenditoriale, cioè iniziare a diventare imprenditori culturali e quindi trovare anche altre forme di finanziamento, stringere reti di collaborazione con altre realtà, cioè lavorare il più possibile come un'impresa e meno come si faceva una volta, come associazioni più o meno assistite. Il bando sarà aperto fino al 18 giugno e per ogni esigenza gli uffici cultura saranno a disposizione. È tutto, adesso il meteo, grazie per l'attenzione, buona serata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Migliora il tempo sul Triveneto, dove a prevalere sarà il sole. Vediamo il dettaglio di mercoledì 23 maggio. Sul Veneto sarà bel tempo ovunque, deciso miglioramento su tutta la regione con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, valori massimi in aumento compresi tra 21 e 25 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, anche qui migliorerà ovunque salvo per residui piovaschi di debole intensità sul Triestino. Ampio soleggiamento invece sui restanti settori con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature in lieve aumento con minime comprese tra 14 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi. Diamo uno sguardo infine alla situazione prevista sul Trentino Alto Adige. Bel tempo con ampio soleggiamento al mattino, al massimo con poche nubi sparse. Nel pomeriggio tuttavia potrà verificarsi qualche acquazzone, ma migliorerà col passare delle ore. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 14 gradi. I valori massimi invece oscilleranno tra i 22 e i 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 anche per oggi è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.